I primi a ricevere la terza dose saranno 288 pazienti dializzati. Alcuni l'hanno già ricevuta, gli altri saranno immunizzati entro la settimana. A seguire oltre 1.300 le persone, pazienti oncologici ed ematologici, che la riceveranno entro i primi giorni di ottobre. Ospedali di tutta la provincia in prima linea a sostegno della nuova campagna per i pazienti super fragili. Nel frattempo è boom di prenotazioni sul portale vaccini covid regione.veneto.it/ULS6 per le prime dosi che nella settimana dal 20 al 27 settembre saranno 3.515, il 60% in più di 7 giorni fa. Ci sono ancora posti disponibili, informa l'ULSS 6, che ricorda l'imminente entrata in vigore a partire dal prossimo 15 ottobre dell'obbligo di esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro. La campagna relativa alla terza dose proseguirà con i grandi anziani, gli ospiti delle case di riposo e i sanitari. Dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, l'invito alla fiducia. Direi che assolutamente ci si può avvicinare ancora una volta alla vaccinazione con la fiducia di chi appunto deve fidarsi della scienza. In pochi mesi abbiamo avuto la possibilità di avere un vaccino, utilizziamo questa possibilità alla grande.